Le province chiudono, anzi no. Caos dopo il disegno di legge che trasforma le province in enti di secondo livello e istituisce le città metropolitane. In pratica il governo, non potendo cancellare le province, le svuota di competenze. Una situazione di passaggio provvisoria in attesa della riforma del titolo quinto della Costituzione che modificherà organi e funzioni. Come? Non si sa ancora e qui nascono le prime perplessità. C'è una strana sensazione di incompletezza, per cui si può vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Alcuna certezza programmatica non c'è, potrebbero essere prorogate le gestioni commissariali, potrebbe intervenire qualsiasi altra cosa. Per il momento il governo, tranne che riempirsi la bocca di slogan, nient'altro ha fatto in questo senso. Con questo provvedimento le competenze sono addirittura aumentate, perché noi possiamo fare come amministrazione provinciale la stazione appaltante unica e perché si potranno ricevere anche tutte quelle competenze che le varie agenzie che ci sono in giro potranno confluire nella provincia. Mi auguro che il tempo che abbiamo davanti da qua a dicembre non sia impegnato solo per elaborare uno statuto e per formare il nuovo Consiglio metropolitano, ma sia soprattutto un tempo utile per capire qual è il vero contenuto della città metropolitana. Nascono le città metropolitane e le unioni di comuni, mentre le competenze provinciali vengono trasferite a regioni e municipi, tranne l'edilizia scolastica, la pianificazione dei trasporti e la tutela dell'ambiente. Il personale continuerà a lavorare negli organi territoriali di riferimento, mantenendo stipendio e anzianità di servizio. Eppure oggi, durante il break del pranzo, i dipendenti delle province non parlano d'altro. Credo che in questo momento la preoccupazione non ci sia, poi strada facendo e cosa si vedrà. La prendi con filosofia? Sì. Il disegno di legge del Rio dovrebbe portare al taglio di circa 3.000 poltrone, un risparmio che in Veneto può valere circa 150 cariche in meno tra assessori e consiglieri provinciali e una razionalizzazione delle spese che vale 32 milioni di euro, ben pochi però rispetto ai 930 milioni che servono per far funzionare tutti gli enti locali. Ma questo provvedimento noi lo abbiamo subito, abbiamo cercato nel massimo del possibile di collaborare in una decisione saggia che vada verso gli interessi dei cittadini e dei territori rispetto a una proclamazione mediatica. È cambiato cosa? Niente, se non solamente la parte elettiva che è stata tolta e per cui è stato, noi riteniamo, un danno alla democrazia.